Eccoci qua con Don Vittorio Battistuzzi, parroco di Albina di Gaiarine. Chi è Don Vittorio Battistuzzi? Dove è nato? Quali sono le sue origini? Cosa ci può dire di lei personalmente, Don Vittorio? Io sono nato a Colognè il 4 aprile del 37, quindi sono già vecchio. Ho compiuto 77 anni il 4 aprile e vado per 78. E io posso ringraziare il Signore della mia vita. Io non chiedo altro al Signore, non ho mai chiesto niente per la verità, perché quello che ho avuto è tutto dono del Signore, dono suo particolare, gratuito. E di questo ringrazio veramente il Signore. Eh, Ho avuto una vita normale con la mia famiglia, sono stato cresciuto dai miei genitori, mie tre sorelle più anziane che adesso non ci sono più e posso dire altro che bene della mia famiglia, ringraziarla, la mia famiglia che mi ha educato bene, mi ha mandato a scuola, ho conseguito il diploma di ragioniere al Brandolini di Oderzo negli anni 50, verso la fine degli anni 50. Poi ho cominciato a lavorare e ho lavorato come impiegato presso il mobilificio d'Alvera, di allora che era un impero del legno, il mobilificio d'Alvera. Poi sono venuto via da Dalvera, ho lavorato 13 anni da Dalvera. Sono venuto via da Dalvera e passato in altri due mobilifici di Brugnera. Da Brugnera poi stato trasferito nel settore, mi sono trasferito nel settore metalmeccanico presso le officine Ortolano di Codognè, dove ho terminato la mia carriera di lavoratore e negli ultimi 20 anni ho terminato di lavorare nel 98. Negli ultimi 20 anni sono stato dirigente d'azienda e quindi di tutto questo ringrazio il Signore perché ho sempre avuto nella vita tutto quello che desideravo. Io non desideravo grandi cose. Ho fatto il sindaco di Colognè dal 1980 al 1990 e sono stato consigliere del comune di Colognè dal 70 al 98. Nel 98 ho maturato la pensione e ho pensato cosa mi faccio io adesso della mia vecchiaia, la butto via. Ho detto, siccome ho sempre avuto un po' di vocazione latente dentro di me, dico, provo a chiedere al vescovo se alla mia veneranda età mi accoglie in seminario e perché vorrei farmi prete. Sono andato a parlare con il vescovo Magarotto di allora, il quale mi ha accolto a braccia aperte e ha stabilito lui tutte le tappe per diventare prete. Sono passato in seminario, ho fatto i miei studi di teologia, mi ha ordinato prete lui prima ancora che terminassi gli studi nel 2001, il 23 giugno 2001 mi ha ordinato prete il vescovo Alfredo Magarotto, che per me è stato un padre perché mi ha accompagnato dall'inizio in entrata in seminario e fino alla fine quando mi ha ordinato, consentendomi di ordinarmi sacerdote, l'ha fatto sempre lui, io non ho mai chiesto niente, prima di terminare gli studi di teologia, perché gli ultimi 3 anni li ho fatti già da prete. E
Nel 2001, dicevo, nel 23 giugno del 2001 sono stato ordinato prete e ho fatto i miei 2 primi anni di praticantato, come si può dire, al Duomo, nella parrocchia del Duomo di Motta di Livenza. E poi ho fatto l'assistente per 7 mesi, l'assistente religioso all'ospedale di Conegliano. Sono stato per vari periodi nelle parrocchie di Tezze di Piave, di San Vendemiano, di come si chiama adesso, un lapsus, Castello Roganzuolo. E poi nel 2004 il vescovo di allora Zenti mi ha nominato parroco di Villanova di Motta. Sono andato giù a Villanova di Motta e successivamente mi ha fatto anche assistente religioso dell'ospedale di Motta. 2 anni fa il vescovo Pizziolo, vescovo Corrado Pizziolo, mi ha nominato parroco di Albina e adesso sono qua che faccio il parroco di Albina e cerco di avvicinare quei pochi giovani che ci sono, cerco di curare gli anziani, qui ci sono tanti anziani, vado a trovarli spesso, vado a portare la comunione, faccio la mia messa giornaliera qui in parrocchia, sabato la festiva, la domenica la festiva, e sono contento, felice della mia vita. Io della mia vita posso solo ringraziare il Signore, perché io non ho mai chiesto niente di sovrappiù. Ringrazio il Signore di avermi donato la vita e di avermi dato tutte queste belle cose. Ecco, Maria nel Magnificat dice: grandi cose ha fatto il me l'Onnipotente. Io molto umilmente, non mi paragono a Maria, ma molto umilmente dico che anche in me il Signore ha mostrato le sue meraviglie e di questo lo ringrazio. Bene, il suo percorso, Don Vittorio, è sicuramente unico. Non è facile trovare una persona che abbia avuto, come dice lei, questa grazia, questa fortuna anche di avere questa diversità di percorso nella propria vita. Questo potrebbe, secondo lei, essere anche un insegnamento in un momento così anche un po' difficile che stiamo passando ai giovani di oggi, a reinventarsi e non fossilizzarsi in certe posizioni, nel senso rinascere, ricostruirsi come ha fatto lei in tantissime occasioni della sua vita, essendo stato sindaco, essendo stato lavoratore, dirigente di azienda e quante altre cose è stato lei nella sua vita. Quindi una lezione anche per i giovani d'oggi. Certo, per me sì, perché non bisogna mai fermarsi, fossilizzarsi. Il Signore ci dà dei talenti e noi dobbiamo adoperarli, questi talenti, perché quello che ha ricevuto un talento soltanto, parole del Vangelo, di Gesù nel Vangelo, che lo ha sotterrato per paura che i ladri glielo portassero via, il Signore lo rimprovera e gli dice che gli sarà tolto anche quel talento che egli aveva. E quindi noi abbiamo tutti dei talenti, tutti li abbiamo, perché il Signore dà doni a tutti e dobbiamo trovarli, scovarli dentro di noi. Lo Spirito è dentro di noi, lo Spirito lavora dentro di noi e bisogna lasciarsi guidare anche dallo Spirito e cercare di mettere la nostra buona volontà
tirar fuori questi talenti che abbiamo, che tutti, ripeto, abbiamo, più o meno. Il Signore ha detto nel Vangelo che erano 4 i personaggi che avevano ricevuto i talenti, uno non aveva ricevuto di più, uno ne aveva ricevuto di meno, ma tutti li abbiamo ricevuti. Anche se ne abbiamo uno solo, dobbiamo farlo fruttificare, perché sennò casca tutto. Quindi dobbiamo anche pensare che la nostra vita non è qua per niente, siamo qua per qualche cosa. Dio ci ha messo in questo mondo per qualche cosa, per un motivo, e dobbiamo tirarlo fuori, questo motivo. Dobbiamo tirarlo fuori. Per me vanno fatte delle scelte nella vita, non bisogna fossilizzarsi, bisogna sempre essere alla ricerca di Dio e alla ricerca di quello che Dio vuole da me. Bene. Come, essendo stato lei primo cittadino di Colognè e quindi immerso dalla gioventù nella politica del paese, anche in senso più lato, c'è secondo lei una speranza in questo momento di una rinascita anche da questo punto di vista vede qualche speranza nel paese non nel paese di Colonia, ma diciamo in Italia per una nuova classe politica che possa fare veramente come avete fatto voi agli inizi degli anni 70, dai 65 in poi, quando la politica era fatta da gente, mi viene in mente, non so, uno dei suoi predecessori, il sindaco Premuda, per esempio, che facevano la politica per il bene della gente e non per il proprio bene. Come la vede da questo punto, Don Vittorio? Ma io vedo della gente che copre degli incarichi importanti, ne vedo di quelli a mio modo di vedere, poi giudicare non si può perché è solo il Signore che giudica, il giudice è uno solo. Però osservando così vedo della gente che si dà da fare per la gente che dà tutto se stesso per operare per il bene comune. Ne vedo altri invece che fanno i propri interessi, e lo vediamo tutti i giorni sui giornali, questo anche, che fanno i propri interessi, e questo non va bene. Attualmente c'è questa crisi che va avanti da un po' di anni, e però io ho anche speranza in questo. Noi cristiani dobbiamo essere speranzosi, vivere nella speranza. Ogni giorno nella messa noi celebriamo, viviamo nella beata speranza, e dobbiamo vivere in questa beata speranza, perché guai se mancasse la speranza. Io penso che in questo momento particolare si possa tornare a parlare di benessere, si possa tornare a parlare di progresso, purché appunto ci sia questa volontà di lavorare per il bene comune. Il bene comune vuol dire per il bene di tutti, specialmente dei più deboli, dei più diseredati, di quelli che prendono meno. C'è certa gente che non ha niente e certi che hanno molto. Leggiamo, a me ha colpito molto quella notizia apparsa sui giornali e anche alla televisione di quella famiglia ricca indiana che è venuta a celebrare il matrimonio qui in Puglia, e che si è portata dietro 2 elefanti perfino. Ecco, questo è un pugno alla crisi che c'è in atto qui nel mondo, in tutto il mondo, non soltanto qui in Italia, in tutto il mondo c'è questa crisi, e c'è chi butta via soldi, ricchezza, eccetera. Ecco, io vedo non sono pessimista,
che vedo un domani brutto, lo vedo anche roseo questo futuro, però bisogna impegnarsi di più, bisogna che ciascuno di noi ci metta qualche cosa di proprio, anche nel proprio ambito di vita. Ecco, cercare di fare il proprio dovere e di lavorare non solo per se stessi, perché bisogna lavorare anche per se stessi per un pochino, per fare una vita dignitosa, ma soprattutto pensare alla solidarietà e essere solidali con gli altri, con chi ha meno, e lavorare per questo. Ecco. Io la vedo così, poi non so se sbaglio o se tutti sono d'accordo. Bene, e per concludere, Don Vittorio, un consiglio paterno sia da sacerdote che da uomo che abbia vissuto una vita molto intensa come lei ha vissuto, un consiglio, un'ultima un modo di salutare che sia un disegno di vita per quelli che si affacciano oggi alla vita, i giovani di oggi, sia come persone che come eventualmente anche quelli che vorrebbero, come lei, fare il percorso sacerdotale. Cosa dice ai giovani per salutare in questo senso qua? Cosa può dire? Ecco, io ho sempre avuto una predilezione per i giovani, anche appena venuto qua a Albina li ho interpellati e ho cercato di formare un gruppetto, quei pochi giovani che ci sono, e sono riuscito anche a farlo. Qui c'è un bel gruppetto di giovani che gravitano intorno alla parrocchia, che collaborano. L'estate scorsa hanno fatto, nel mese di luglio hanno fatto il Grest. Ecco, io dico sempre a questi giovani di continuare a lavorare per se stessi, come dicevo prima, ma soprattutto di lavorare per il prossimo, dare uno sguardo in giro intorno a sé, perché non esistiamo soltanto noi in questo mondo, l'uomo non può isolarsi, ma c'è anche tanta gente che orbita e che naviga intorno a noi. Ecco, dare uno sguardo a questa gente che naviga in mezzo a noi e dire una parola di conforto dove c'è da dirla, dire una parola di incoraggiamento, dare un consiglio, portare un po' di gioia, perché abbiamo bisogno anche della gioia per vivere, e il Signore ci ha detto vivete nella gioia. Ecco, io consiglierei questo, insomma, ecco, di non vedere tutto nero, di guardare al futuro con occhio speranzoso, di luce e soprattutto di guardare agli altri, a chi ha bisogno, a chi ha qualche cosa da avere, guardare soprattutto alla solidarietà umana. Ecco, questo io vedo così e consiglio sempre ai giovani: non chiudetevi mai in voi stessi, perché se vi chiudete in voi stessi avete perso tutto. Ecco, questo vorrei dire. Benissimo. Grazie mille per queste parole, Don Vittorio, Grazie a voi, e buona giornata. Grazie. grazie a voi ragazzi, altrettanto.